Buongiorno, oggi registro un vlog. Ah, c'è Panna, volevo sedermi sulla sedia e invece c'è Panna, non si vede. È troppo nera sta gatta. Vabbè, c'è Panna. Allora, sono riuscita a far funzionare questa lampada che non andava, non si caricava. Quel giorno che hanno tolto la corrente, quando era tornata poi la corrente, l'ho lasciata lì e dopo qualche ora era carica. Boh, non so il perché, comunque ha fatto questa cosa. E adesso funziona decisamente, ecco, e quindi là è d'emergenza, ma l'ho appesa così ce l'ho lì a portata di mano. Chi è che fa casino di qua? Ah, è Pipo. Provate a fare un cerchietto semplice, non tanto grande, di cartone. Non c'è luce, non mette neanche a fuoco il telefono senza luce e non è il massimo per fare i video, lo so. E fate giocare i gatti, cioè alcuni gatti ci giocano, alcuni invece non gliene frega niente. Adesso fa così, però ogni tanto se lo prende, se lo porta in cima al tiragraffi, poi lo molla, va giù, lo riprende, lo riporta su. Insomma, Pippo è un gatto parecchio movimentato. Sembra tranquillo, niente, c'è il sole anche in poggiolo a quest'ora e sono le meno 20 alle 10 e oggi è una bella giornata autunnale, decisamente autunnale. E quindi saluta tutti, Puz. Guarda che che piace a tutti, Puz. Pepe. Che cosa vuoi? Ma dove l'hai messa la coccinella? In camera? Vero? No, no, no. Le unghie. Guarda qua, hai rovinato tutta la porta. Tu, sì. Quest'oggi vado via pomeriggio, per cui ho deciso di farvi un vlog e ve lo metterò domenica. E cosa volevo farvi vedere? Ah sì, ho aggiornato l'agenda. In realtà io avevo iniziato il weekly, però non mi andava di continuarlo e quindi non l'ho più continuato, ho cancellato tutti i video e vi avevo fatto vedere anche questa cosa. Allora, siccome ho finito tutti i fogli dell'agenda, quelli che avevo comprato, i weekly plan, me li sono fatti io e li ho fatti semplicemente con i fogli, quelli a righe, questi qua, sempre che avevo comprato e vi avevo fatto vedere nel video dell'agenda. Praticamente il risultato è questo. Ho cambiato, cioè alla fine ho contornato le pagine come facevo sempre e mi sono creata io gli spazi seguendo i weekly plan che avevo già fatti, ecco. Quindi se vedete degli spazi più grandi tipo questi qua sotto è perché nell'altro erano così e quindi li ho rifatti uguali. E niente, ho fatto la scritta weekly plan e basta, è molto semplice, mi piace questa cosa. Ieri sera mi sono creata questa e questa pagina e niente, questo è il risultato. E detto questo, io adesso vado a prepararmi perché appunto devo andare via pomeriggio, non so neanche a che ora. Sto aspettando finisca una lavatrice, che bello, ho cambiato lenzuola. E niente, Pepe è al sole, Panna anche, Panna è qua dietro, qua sotto, attaccata al mobile che prende il sole come sempre. E io in genere a quest'ora vado su dai miei, però oggi no, perché devo registrare un intro di un video e quindi sto qua. Ho appena finito di registrare un video e quindi ho ancora tutto aperto perché c'è tanta luce qua, allora mi sono messa qui, tac, con il computer dietro. E cos'altro volevo dirvi? Ho messo le unghie finte, ve le faccio vedere adesso, vado alla luce e ve le faccio vedere. Ah no, devo mettere prima la crema sulle mani. Ho già iniziato a preparare la tavola, in realtà è meno un quarto, mezzogiorno, e adesso faccio il pranzo e basta, non so che cosa fare per oggi. Panna, tu hai idee? Cioè mi fissa, ecco, questa è la situazione, mi fissa. Ah, volevo dirvi una cosa, questi scricchi di mais al mais, io non sento il mais. Sarò io strana? Erano arrivati con la degusta box di agosto? Boh, forse sì. Ma io il mais non lo sento proprio, sono strani. Boh.
e oggi volevo cambiare cover. Ho anche steso una lavatrice. Le unghie sono queste, ma non ve le faccio vedere da vicino perché devo mettere la crema sulle mani, ma devo far da mangiare. E voglio cambiare cover perché sono stufa di avere quella. Qui ho ancora il caos creativo. Questa roba qua devo metterla via, ma è ancora lì dall'ultima volta che ho usato la resina. Almeno la resina l'ho messa via perché ho sempre paura per i gatti, quindi la nascondo, proprio la metto nel mobile. Però il resto non lo toccano neanche, sono veramente bravi. Ah, che bello che è oggi. Al momento sono, aspettate, 10, circa 14 gradi all'ombra, quindi freschetto. Però qui al sole si sta da Dio. Cioè, qua si sta benissimo. Di solito vengono fuori i gatti, ma adesso sono impegnati. Panna sta aspettando da mangiare, quella aspetta sempre pappa. I fiori li ho tolti e li ho portati su a mia mamma, che poi li mette via durante l'inverno. E sì, no, li ho tolti perché non erano brutti, ma alla fine non avevano più senso. Ok, sono pronta per lavare i piatti. Franz è andato già via e è l'una e quasi l'una e mezza. Ero già partita da casa, solo che poi mi ha detto: vieni dentro Pippo, se no rimani chiuso fuori. Veloce. C'è una velocità. E perché ho chiamato Franz e mi ha detto di andare pure con calma, perché comunque lui fino alle 4 non può fare quel che deve fare. Dovrei riuscire ad arrivare giù per le 4. Per le 4. Non ci si sta tanto arrivare lì dove devo andare. Quindi potrei tardare ancora un po', ma alla fine mi metto in macchina perché sennò perdo tempo così e non mi piace, quindi parto. Pepe, vieni con me. Lui vorrebbe sempre venire con me. Pepe, andiamo a passo. No, andiamo a passo? Sì. Dove? Devi uscire? Fuori? Ah, ma non si può. Vuole sempre uscire, ma non può. Mamma, che rumore fa sto carrello. Siamo a fare la spesa e niente. Adesso mi dicono: tira via il telefono, non filmare. Ho un orecchio tappato, durante il viaggio mi si è tappato e non ci sento quasi niente dal destro. È contento? No, mi dispiace, sono triste. No, non vi ho detto, è andato a vendere la Jeep e in realtà dovevo farvi vedere la Jeep cioè, volevo fare addio Jeep, a mai più rivederci. E invece sono andata a prenderlo, a recuperarlo in centro a Longarone, quindi non l'ho potuto fare. Vi posso consigliare il pesto alle zucchine, questo qua è buonissimo. Questo qua però costa 1,29 €. Questo qua è buono. Stavo dicendo che devo fare tutto, nel senso che devo finire questo vlog, devo registrare il video spesa, devo portarlo a prendere il furgone, devo fare un po' di cose, devo fare la cena va bene. Boh, dai, prendiamo il carrello, siamo al Lidl. Ce l'hai tu? Dove l'hai messa? Cioè, ma sarà non so dove, cioè non poteva tenerla in mano la monetina, no, ha dovuto appoggiarla in macchina e adesso è in macchina perché io pensavo lui ce l'avesse in mano. Stranamente ceniamo fuori questa sera. Pizza. Non ho fame io. In tutta la spesa che abbiamo fatto c'ho una fame, è tutto lì nel bagagliaio. Ma almeno stasera non devo cucinare. Cosa positiva. E siamo all'Excalibur. Di solito, cioè, quando è che... siamo andati tanto tempo fa l'ultima volta, mi sa.
Sì, è passato parecchio tempo ormai. Non veniamo quasi mai qua perché di solito andiamo al Mac, però io non avevo voglia di mangiare roba del Mac. Oggi mi disgusta solo il pensiero. E quindi siamo venuti qua. Adesso dobbiamo aspettare che arrivi la cameriera. Mangiato, finito. No, beh, io c'ho da ridire una cosa. Io con le pizze no, non mi è piaciuta il pomodoro. Quando il pomodoro è acido mi fa proprio schifo. E non sopporto il pomodoro della pizza quando è acido, veramente. Comunque guardate quanto profumo. Mamma mia! Ma perché la gente si mette tutto questo profumo? Cioè non è normale, basta una spruzzata. Aspetta che devo cercare la chiave della macchina. No, perché me l'ha fatta mettere via a me nella borsa la chiave della macchina. Il problema è trovarla adesso. Partenza verso casa. Ma guida lui? Questa volta. Sono 15 gradi, sono le 19:44 e mi fa strano vedere buio a quest'ora. Cioè, così bella l'estate quando c'è luce fino a tardi. Vabbè, dai. Non è neanche tanto freddo 15 gradi. A dopo. Ok, siamo a casa, io mi sono già impigiamata. Devo ancora finire, ancora lavarmi, ma mi sono intanto messa il pigiama. E sono le 9:20 e adesso vi faccio vedere. No, non vi faccio vedere la spesa, ho sbagliato video, devo fare un video a parte per la spesa. Che scema. Volevo far vedere il video, la spesa in questo video vlog, in realtà no, è un video a parte perché ce n'è troppa. E quindi vabbè, dai, è sera, è sera. Niente, io adesso mi metterò, appena finito di fare questo video, mi metterò a guardare chi l'ha visto. Chi l'ha visto l'ho guardato ieri sera. Chi ha incastrato Peter Pan. Fortuna che ho bevuto la Coca-Cola, forse è stata quella col limone. E ho bevuto acqua prima, vabbè, dai. Allora, e niente, quindi questo è tutto. Io vi aspetto domani, che chiudo domani il video, il vlog, e intanto devo mettermi a registrare l'altro. E niente, a domani. Ciao. Buongiorno, mi sono appena alzata. Ho aperto gli scuri, cioè sto aprendo le finestre come faccio sempre. Guardate che cosa c'è tra gli scuri e la finestra. Pensate se io avessi avuto i gatti come di solito in camera e Pepe sarebbe andato di sicuro là. Uno scorpione, cioè io non lo so. Adesso devo fare in fretta per gli scuri che non scappi in casa, cioè che riesco a lasciarlo fuori dalla finestra. Perché se con le vibrazioni si potrebbe spostare, però li fermo. Ok. Ma non mi è mai successo di averli qua. Cioè in poggiolo sì, però sotto tutta la legna, quindi in un posto comunque protetto per lui. Qui è proprio strano. E dopo avervi fatto vedere lo scorpione, Pepe è lì, si vede l'ombra. Sì, prende quel leggero sole che c'è. Oggi veramente è una giornata proprio autunnale. C'è il sole, c'è il cielo velatissimo e c'è questo sole debole debole, infatti fuori fa fresco oggi. Ecco, volevo dirvi che domani, lunedì, uscirà il video creazioni in resina, numero 20, quindi lo speciale. Ci sono tante creazioni e secondo me sono anche molto belle alcune, sono venute bene.
lo vedrete nel video se vi va di guardarlo. So che i video creazioni non piacciono a tutti. Poi mercoledì uscirà il video spesa, mix di negozi, quindi siamo stati Lidl, Eurospin e Misfero. E venerdì in teoria, se mi arriva sto benedetto pacco che sto aspettando da tanto, perché ci sono stati una marea di ordini e la ditta non è riuscita a star dietro a tutte le richieste, vi farò il video unboxing di Shogun e lo aprirò proprio con voi, quindi non lo sbircerò prima, lo aprirò con voi. E domenica in teoria uscirà un altro vlog. Dico in teoria perché dipende dalla giornata, poi da come mi sento io, ecco. E il lunedì dopo ci sarà un altro video creazioni e il resto sto programmando adesso i video, quindi ecco, vi ho dato una piccola scaletta per quanto riguarda la programmazione. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo vlog, vi saluto e vi aspetto alla prossima, e cioè a lunedì, domani. Ciao!